l'occasione di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027, ha messo insieme una serie di realtà, una serie di associazioni. Pordenone è una città che da la fine degli anni 70, anche con una ottica basagliana, lavora sul sociale, e l'occasione è stata quella di stendere un documento progettuale che è finito poi all'interno del dossier che ha vinto come Pordenone Capitale Italiana della Cultura, e l'incontro di oggi è nient'altro che un incontro zero. È un incontro non zero per valore, come sentirete, ma perché è l'inizio di un lavoro condiviso. Pordenone ha nel suo stemma delle porte aperte. Noi vogliamo che questo stemma sia un simbolo proprio per Pordenone 2027, e su questa cosa si deve lavorare assieme. L'idea è quindi che oggi sia l'occasione di sentire delle voci qualificate, ma anche quella di metterle in discussione fra di noi, di presentare delle realtà che sono nel nostro territorio, che magari anche noi conosciamo. Cinema Zero si occupa di cinema, per cui c'è sicuro qualcuno più titolato qua nel pubblico a parlarne, e di arrivare piano piano a creare magari un manifesto di nuovo, una possibilità di un documento perfettibile, e di consegnare a cittadini e cittadine di Pordenone e a chi verrà nella nostra città a visitarla un modello appunto discutibile per un futuro più accogliente e decisamente più ampio. I film spesso ci aiutano in questo, l'invito quindi anche per le associazioni che vedo nella nostra platea, che ringrazio di essere qua, di aver accolto invece molte di quelle che sono qua, sono molto propositive su questi temi, di aver accolto il nostro invito. I film sono strumento, se avrete piacere, nel corso di questo anno e mezzo e ovviamente poi nel futuro, Pordenone Docs Fest seleziona il meglio dei documentari del mondo che spesso toccano con profondità proprio questi temi, perché dietro c'è un grande e approfondito lavoro. In questo caso l'augurio non è ovviamente di buona visione, non c'è un film, non mi verrebbe da dire neanche buon ascolto, anche se sono sicuro che avrete ascoltare delle cose molto interessanti, ma è proprio buon lavoro. Rimbocchiamoci le maniche, partiamo, facciamolo assieme per migliorare la nostra società. Grazie a tutte e a tutti, io lascio con grande piacere la parola a Sara Pavan, che coordinerà per noi il progetto di cui Cinema Zero è capofila da qua alla capitale, a cui potete fare riferimento, e che ha anche l'onere, l'onore e il piacere di presentare i nostri ospiti di oggi. Grazie a tutti. Grazie. In realtà il modo migliore per presentare le nostre ospiti è far parlare direttamente loro, e inizierei per continuità tematica a parlare di cinema, perché non potevamo, visto che questo è il nostro ambito di competenza, non portare qui un'esperta per il settore dell'audiovisivo che si sta scontrando con tanti dei problemi che Pordenone dovrà gestire per cercare di essere una città più inclusiva, più accessibile, più aperta. E quindi presento per prima Graziella Bildesheim. Ti passo la parola e ti chiedo di raccontarci in breve la tua esperienza non solo in EUA e di spiegarci che cos'è EUA, ma anche come mai sei proprio tu qui insieme a noi oggi per raccontarci quali sono gli esempi d'oro che non possiamo perderci, delle esperienze che in questo momento si stanno svolgendo in Italia, in Europa e nel mondo, da cui possiamo imparare come diventare una città appunto più inclusiva e accessibile. In una domanda, cioè in una risposta dovrei condensare tutto. Bene, ci proviamo. Allora, forse possiamo splittarle in due risposte, cioè fare prima le presentazioni e poi tornare a confrontarci su quelli che sono gli esempi o le possibilità che ci si aprono. Allora, per presentare me stessa, già dal nome e cognome sono Graziella, molto italiana, nata qui, e Bildesheim, niente italiana, sono papà tedesco, quindi prima generazione italiana, poi ne parleremo se Sara vorrà approfondire questo aspetto, perché ne abbiamo parlato ieri a cena e mi ha detto molto interessante, poi approfondiremo. Quindi nata in Italia da genitori stranieri. Ho fatto del mio percorso professionale un percorso europeo, dico l'ho fatto perché me lo sono inventata. Ho cominciato a lavorare nel cinema in Italia nel lontano 91, quindi stiamo parlando di 35 anni di esperienza accumulata ormai. Ma la cosa che mi ha
più appassionata e più portata appunto a confrontarmi a livello europeo è stato un programma di formazione che ho creato io stessa e ho proposto appunto alla Comunità Europea per il finanziamento. È stato sostenuto per più di 15 anni, un programma di formazione per produttori emergenti europei. Si chiamava Maya Workshops, ne parlo purtroppo al passato perché a un certo punto non è stato più finanziato dalla Comunità Europea, e molto ha contato il fatto che questo programma non avesse dei finanziamenti italiani dietro, no? Adesso, senza approfondire questo discorso, ma è importante che ci sia appunto una solidarietà anche a livello finanziario che possa sostenere i progetti, diciamo, che creano comunità. E questo programma di formazione ha creato una grande comunità di giovani produttori emergenti in Europa, appunto oltre 15 anni, e quindi oltre 500 giovani produttori formati, insomma tanti italiani, anche qui intorno ce ne sono diversi che hanno seguito i nostri corsi. E poi da lì ho cominciato a collaborare anche in Italia col Ministero stesso, insomma sono stata consulente per i fondi ministeriali, sono stata in commissione e a seguire 6 anni che sono stati molto importanti per me all'interno del board, cioè il consiglio direttivo dell'EFA, che è la European Film Academy. No? È l'equivalente degli Oscar, diciamo, l'Academy americana produce gli Oscar, l'Accademia del Cinema Europeo produce il premio EFA, che è quello che diamo, no? ai migliori film europei. Sono stata chiamata nella fine del 2024, quindi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, alla presidenza di EUA, e io spesso purtroppo li confondo quando ne parlo per la assonanza EFA e EUA, però sono 2 cose molto diverse. EUA è la European Women's Audiovisual Network, quindi una rete di donne che operano nell'audiovisivo a livello europeo. Anche qui non so se utilizzare la parola ampio, come diceva prima Riccardo, insomma noi parliamo ancora di inclusività, quindi abbiamo molte persone appunto queer, trans, di colore, cerchiamo veramente di inglobare tutti quelli che in un modo o nell'altro sono esclusi dall'ottica dominante, che è chiaramente quella maschile. Io non sono mai stata di mio una femminista convinta, attivista. Mi sto rendendo conto, stando dentro, insomma, di quanta discriminazione, quanta ignoranza, nel senso di ignorare, ci sia stata nei decenni, 20 anni, insomma, passati, per non parlare stiamo parlando adesso di 100 anni, no? In termini cinematografici, dall'avvento del cinema sonoro. E questo è un altro progetto di cui mi farà piacere parlare, insomma, del centenario dell'industrializzazione del cinema e che cosa ha portato appunto in termini di discriminazione delle donne, no? Passo. Non è un caso che abbia detto che si è occupata della rete dei produttori, perché il mondo del cinema è un mondo che per lungo tempo è stato prevalentemente maschile. E adesso l'area in cui ci sono più donne è proprio l'ambito della produzione, in cui diciamo arriviamo a un 40% addirittura, certo. E quindi questo per darvi un po' un quadro sul mondo del cinema. Abbiamo poi invitato a rappresentare, diciamo, il mondo del giornalismo Jennifer Guerra, a cui passo brevemente la parola per raccontarci un attimo di lei e inquadrare un po' il suo punto di vista. Grazie, buonasera. Io sono Jennifer, lui Alvaro, e anche lui partecipa stasera a questo panel. E appunto io sono una giornalista professionista, freelance, e mi sono sempre occupata di questioni di genere e di femminismo e di diritti LGBTQ, sia appunto come dal punto di vista giornalistico, ma anche più per i miei progetti di ricerca, perché effettivamente negli ultimi anni devo dire il mio lavoro si è un po' spostato
più su questo aspetto, ho scritto diversi saggi sull'argomento e in particolare negli ultimi anni mi sono occupata ad esempio di tutte le pratiche di pinkwashing e di strumentalizzazione dei temi femministi, che è un tema sempre, diciamo, complicato da attraversare, soprattutto quando si parla di inclusione o comunque di pratiche di ingresso di donne, ma anche altre minoranze, perché effettivamente le dinamiche poi spesso sono le stesse. E il pinkwashing è un termine che è nato inizialmente per indicare quelle aziende che durante il mese della prevenzione per il cancro al seno facevano dei lavaggi in rosa, quindi appunto dotandosi di non so, merchandising, oggettistica, campagne per sensibilizzare sul tumore al seno, senza che però ci fosse poi un effettivo impegno concreto, ad esempio nella ricerca scientifica o nella vera prevenzione, no? Il famoso fiocchetto rosa, che è un simbolo molto potente, ma allo stesso tempo è molto vulnerabile alla strumentalizzazione e appunto a un semplice operazione di make-up virtuoso. E questo appunto è un tema che negli ultimi anni ho affrontato sempre di più, proprio perché noi veniamo anche da un decennio in cui i temi del femminismo, dell'inclusione in generale sono stati molto, diciamo, hanno avuto un picco di popolarità che a mio parere ora è già in declino. Come vediamo, insomma, basta guardarsi intorno alla situazione politica mondiale, basta vedere appunto cosa è successo negli Stati Uniti soltanto nell'ultimo anno, no? Come si è ritornati indietro per decreto velocemente su tante conquiste ottenute dal movimento femminista, ma anche ovviamente penso alle persone trans. I diritti delle persone trans negli Stati Uniti sono stati smantellati con una rapidità spaventosa. E appunto proprio la questione di cosa c'è tra un impegno concreto su questi argomenti e una semplice operazione di marketing è un argomento secondo me molto importante, soprattutto appunto quando lo si applica anche nelle sedi istituzionali, perché questo è un altro luogo in cui è avvenuta questa grande operazione di democratizzazione del femminismo, che ha portato ovviamente a dei risultati molto importanti, proprio perché ha portato il femminismo magari in luoghi dove non era mai arrivato prima, a una platea di persone che non l'aveva mai conosciuto prima, ma allo stesso tempo ha anche rischiato e rischia tuttora di banalizzarlo, renderlo solamente, diciamo, una parola, un concetto che è bello evocare perché fa bello, perché ti mette nella parte giusta del mondo, ma poi senza un impegno diciamo concreto a livello personale, ma anche a livello proprio della comunità, dell'istituzione che si attraversa. Quindi diciamo questo nell'ultimo periodo è stato il mio interesse principale e la cosa su cui mi sono più concentrata, insomma, nelle mie ricerche. Noi come Cinema Zero, come Pordenone Docs Fest, abbiamo vissuto un'esperienza che ci sta insegnando molto su che cosa vuol dire trasformare una buona intenzione in una pratica, ed è quella legata al nostro manifesto Green, perché al di là dei proclami del voler essere sostenibili, riuscire in una manifestazione dove si fanno viaggiare, mangiare, esistere così tante persone, diventa veramente facile trasformare i buoni intenti solo in appunto, in questo caso una colorata di verde, piuttosto che in una pratica quotidiana, e stiamo riuscendo solo edizione dopo edizione a mettere veramente in pratica quelli che erano i nostri buoni intenti di quando abbiamo scritto nero su bianco quelle che erano le nostre speranze per questa iniziativa. E giustamente non possiamo andare avanti se anche la società, non solo la società civile, ma anche la politica, le istituzioni, la legislazione non vanno in una certa direzione. Per questo era fondamentale avere qui con noi un'avvocata che potesse darci un punto di vista professionale sulla situazione. Per questo ti cedo la parola.
Roberta Parigiani, e ti chiedo appunto di presentare quello che è stato il tuo percorso anche non solo professionale ma anche personale, di volontariato eccetera, e il tuo punto di vista sulle questioni di cui stiamo parlando. Buonasera. Allora, tu mi hai presentata come un'avvocata, ci sta. Io sono in primo luogo però una persona trans, io sono una donna trans, sono attualmente la presidente del Movimento di Identità Trans, che è un'associazione che si occupa di politiche per le persone trans dal lontano 1979. Ok, più che parlare di me, io credo che sia importante quando una persona trans esce dalla bolla dell'attivismo queer, diciamo, e mette un piede fuori da un contesto safe, come può essere in questo caso, è importante, diciamo, portare il personale su un piano politico, quindi cercherò di fare questo più che di essere autobiografica. Credo che sia una scelta importante e coraggiosa quella che state facendo, e nel dirlo ora spero di non ricevere occhiatacce, però in una città amministrata dalla destra, e da una destra brutta tra l'altro, in una regione, questo mi spiace, mi assumo le responsabilità di quello che dico, se non siete d'accordo pazienza, in una regione amministrata dalla destra, in un paese governato dalla destra, parlare di accessibilità e avere ad oggetto anche l'accessibilità dell'immaginario delle persone trans, delle persone queer all'interno degli spazi sociali, degli spazi di attraversamento comune è fondamentale, perché questa cosa qua oggi viene messa in discussione proprio da questa destra qua, da quella che governa questo paese e questa città in particolare, e quindi è uno scenario tutto nuovo quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo ripensare all'accessibilità guardando non solo un'accessibilità in termini di attraversamento fisico, ma anche di attraversamento con gli immaginari, con la rappresentazione, con le voci delle persone che non sono mai state rappresentate all'interno di questi scenari, o quando sono state rappresentate da altre persone che parlavano a nome nostro di persone queer, di persone LGBTQIA+, di persone trans in particolare. E farlo oggi non è neutro, perché è oggi che si inanella a livello internazionale, lo diceva Jennifer, e a livello anche nazionale, un attacco preciso nei confronti di alcuni corpi, che sono i corpi delle persone che rivendicano l'autodeterminazione, e queste sono le persone trans, ma sono anche le persone che accedono all'IVG o che provano a accedere all'IVG, ecco, con i pochi strumenti che questo paese ci mette a disposizione, le persone che vogliono affacciarsi a un fine vita sereno senza dover scappare all'estero, perché altrimenti si rischia di incorrere in reati, e è un'accessibilità estesa che riguarda l'autodeterminazione dei corpi. Le persone trans sono simbolo di autodeterminazione, chiaramente, per motivi ovvi, e sono in questo momento al centro di un fuoco incrociato politico. Dico fuoco incrociato perché è un attacco che sicuramente è fomentato da una destra di governo che dal giorno 1 ha detto: il Ministero delle Pari Opportunità non riguarderà le persone trans non sono dignitose, meritevoli di avere tutele normative. È dal giorno 1 che si mandano circolari dove si dice, dove si specificano i pronomi del nostro Presidente del Consiglio, che utilizza pronomi maschili, quindi una persona non binaria, verrebbe da dire. Quindi è proprio una scelta politica quella di mettere all'agenda al numero 1 qualcosa, no? Che poteva non essere al numero 1 delle priorità politiche, invece lo è, e quindi posizionarsi su questa cosa qua è pesante, è impattante. Io credo che vi assumiate un onere, insomma, che vi dà onore se poi viene di fatto coniugato in qualcosa di concreto. Farlo facendolo parlare delle persone con la propria voce, non parlandoci sopra, diciamo, è qualcosa di interessante e di utile. Io credo che sia un percorso molto molto lungo, perché nella rappresentazione mediatica qui si parla, no, di cinema, di documentari, le persone
queer non ci sono mai state per lungo tempo, quindi già adesso iniziare a preoccuparcene è qualcosa di utile e di importante. Io spero che quella di oggi sia l'inizio quindi di questo lavoro, perché non è la fine, cioè parlare del problema non è risolvere il problema, no? È l'inizio, e da qui in poi io credo che ci sia, io spero di riconoscere in voi la volontà di portare questi temi, perché, e questo poi davvero mi concludo, perché se noi parlassimo delle persone trans per il solo fine di parlare delle persone trans, vi direi vabbè, parliamo di una minoranza, chi se ne frega. Non è così, perché è da queste minoranze che si inizia a smantellare i diritti, ok? E si inizia ovviamente da chi numericamente è di meno, perché si presuppone che abbia una minorata possibilità poi di opporsi e di resistere a questa cosa. Se invece facciamo fronte comune, tutte queste minoranze fanno fronte comune, e minoranze non numeriche ma politiche, perché anche le donne sul piano politico sono minorizzate, riusciamo invece a sovvertire lo scenario, e quindi a dire noi siamo rappresentate e dobbiamo esserlo, perché il cinema deve tornare ad avere un valore politico e sociale. E questo è. Grazie. Prima hai usato una parola che è quella di uscire da uno spazio safe, e prima di immaginare questa prima tavola rotonda, questo momento zero, noi come Cinema Zero, come Pordenone Docs Fest, ci siamo chiesti quanto il nostro festival fosse uno spazio safe. Ed è stata un'autoanalisi molto dolorosa, perché ci siamo resi conto di quanto come gruppo ci mancano proprio tutta una serie di competenze per poter garantire alle persone che vengono a vivere il nostro festival la possibilità di trovare uno spazio che sia veramente sicuro. Ci siamo dati come primo obiettivo interno quello di fare una formazione per tutte le persone che collaborano. Non abbiamo potuto farlo prima di questa edizione, ma è l'intento per la prossima edizione, perché durante il festival che la squadra di Cinema Zero diventa veramente grandissima, e le persone che si relazionano con me devono trovare in me la stessa accoglienza, preparazione che trovano nella persona che incontrano alla cassa, nella persona che incontrano a un corso, e l'unico modo per riuscire in questo intento è fare formazione, e per questo era fondamentale avere qui con noi una persona che di formazione si occupa, di formazione su queste tematiche si occupa, ed è Sofia Nottegar Righetti, che è connessa con noi da remoto e a cui chiedo di presentare il suo percorso e la sua professione. Sì, mi sentite bene? Perfetto. Salve a tutte, io mi chiamo Sofia Righetti Nottegar, sono felicissima di essere qua, e ancora di più sono felice che sia data la possibilità di essere qui da remoto, cosa fondamentale e importantissima per poter permettere alle persone disabili, neurodivergenti o con malattie croniche di poter esserci ed esistere negli spazi. Dico sempre, le tecnologie ci sono, le abbiamo sempre utilizzate durante il Covid, anzi tanto più che con le risorse che sono state ideate ancora prima dalla comunità disabile, e poi la comunità non disabile le ha prese durante il Covid, che appunto come poter esserci da remoto e a distanza, continuiamo ad usarle, perché altrimenti poi le persone disabili rimangono nuovamente escluse. Facciamo che non sia mai più così. E io, esatto, sono formatrice, consulente in quella che è chiamata la diversity inclusion, anche se inclusion è un termine con cui non vado particolarmente d'accordo, che non apprezzo molto, dopo vedremo perché, il termine inclusione. Sono, a proposito di cinema, sono esperta di rappresentazione della disabilità nel mondo del cinema, dei media. Sono la consultant storytelling, la consulente dello storytelling della personaggia disabile di Carola, che è stata fatta in Prisma su Amazon Prime. Mi occupo, come vi dicevo, di linguaggio corretto. Ho insegnato moltissimo ai giornalisti e a tantissime altre persone su come parlare di disabilità.
e sono attualmente ricercatrice e dottoranda all'Università di Verona, dove sto facendo un progetto riguardante l'attivismo CRIP e come tutte le persone disabili, in particolare che fanno appunto attivismo, siano degli agenti indispensabili per portare giustizia sociale all'interno della società e del mondo da un punto di vista trasformativo. Mi occupo e sono convintissima che nessuna, chiamiamola così, minoranza da sola può andare da nessuna parte e che l'intersezionalità sia fondamentale. E proprio per questo, infatti, anche grazie a gli attiviste che ci sono stati prima di noi e che ci sono tuttora, si è visto come gli studi sulla disabilità, i disability studies, possono andare avanti soltanto se si intersecano con gli altri rami. Ed è proprio per questo, infatti, che io li studio da anni. Adesso, per fortuna, l'Università di Verona mi ha dato l'opportunità di poter portare avanti questo progetto. La mia ricerca ha proprio intersecarsi con la Crip Theory, che è la teoria CRIP, dove ci sono le esperienze vissute delle persone disabili che si intersecano con quelle delle persone LGBTQA+, e poi con Feminist Disability Studies, dove appunto si è visto e si vede tuttora come gli issues, quindi tutto quello che è inerente al mondo della disabilità vada proprio a intersecarsi con quello anche che è il mondo del femminismo. E questi sono appunto un po' le mie referenze. Io sono diventata odiatissima a Verona perché sono stata la persona che ha denunciato Arena di Verona per discriminazione nei confronti delle spettatrici, degli spettatori disabili, visto che adesso stiamo parlando di festival, eccetera. Ho vinto la causa e quindi no, odiatissima no, non è vero, però diciamo odiatissima dalle istituzioni di Arena, quello sì, dai veronesi, dalle veronesi no. E quindi ecco, sono qui in questa vece qua. Mi permetto di raccontare un aneddoto che è una cosa che succede spessissimo in cassa Cinema Zero, quando abbiamo il tutto esaurito e le persone sono in cassa e vedono che ci sono ancora 2 posti disponibili e noi spieghiamo che sono i 2 posti riservati per persone disabili e ci chiedono: ma non li potete dare a me? Non capendo che se noi vogliamo permettere l'accesso ad esempio a una persona in carrozzina, lo spazio dedicato a questa persona è uno spazio che ha un'attrezzatura diversa dall'avere una seduta come quella del resto della platea, e quindi i 2 spazi che restano sempre tra virgolette liberi quando non ci sono persone che con disabilità hanno quella fisica e quindi si spostano in carrozzina, sono degli spazi fisici reali dove loro potrebbero stare eventualmente e stanno con la carrozzina. Ve lo racconto perché è una scena che io ho visto succedere in cassa tantissime volte e questo ci dà la misura di quanto noi non siamo consapevoli di come viaggiano nello spazio e nel mondo tante persone che abbiamo vicino. Tanti iniziano ad aprire gli occhi quando arriva l'età anziana e si devono scontrare con delle proprie limitazioni fisiche, allora iniziano a capire quanto tutta una serie di anche prese di posizione erano tali da migliorare la vita a molte più persone di quelle che si stava credendo che ne avrebbero giovato. So che sembra un esempio molto semplice, però ve la racconto perché potrebbe succedere anche a voi di essere in fila a Cinema Zero per andare a vedere uno spettacolo e sentire qualcuno fare questi commenti. E vorrei comunque continuare con te, Sofia, e chiederti quello che avevo anticipato come domanda anche a Graziella, se c'è una buona pratica che noi come città di Pordenone dovremmo tenere presente come modello anche da copiare in questo nostro percorso che vogliamo insomma fare assieme e alle persone che sono intanto qui in sala oggi. Allora, la prima buona pratica che mi viene in mente, la primissima, è, e mi rifaccio a uno dei motti più famosi che ci sono stati nel movimento dell'attivismo disabile,
che è Nothing About Us Without Us, ossia niente su di noi senza di noi, perché per anni, decenni, secoli, e questo è successo alle persone disabili, ma non solo alle persone disabili, proprio per vedere quanto è intersezionale il tutto. Quindi è successo alle persone queer, è successo alle tutte le persone che si identificano nel genere femminile. C'è sempre stato qualcuno che parlava per loro, che decideva per loro, che diceva cosa era meglio per loro. Questa è una cosa che deve essere bandita e cancellata, perché l'agency, quindi dover dare la parola e mettere al centro le persone verso cui gli spazi sono diretti è basilare perché non c'è nessun altro che può conoscere al meglio la situazione, la sua situazione rispetto a chi la incarna, embodied, no? Quindi la vive, la incarna in sé. Non ci può essere nessun altro che parla al posto di. Così come non possono essere le persone cis che possono parlare al posto delle persone trans, non possono essere gli uomini che parlano al posto delle donne, non possono essere le persone non disabili che parlano al posto delle persone disabili. Quindi deve esserci, quando si parla e quando si vuole creare uno spazio in cui tutte le persone possono viverlo e possono esserci ed esistere, perché questa tra l'altro è anche uno dei precetti fondamentali della Costituzione italiana e anche a livello europeo, che tutte le persone non possono essere e non devono essere discriminate all'interno di uno spazio. Questo significa che le persone devono essere, le persone verso cui è rivolto questo spazio, devono essere messe al centro. Le persone disabili devono sempre esserci ed esistere, non soltanto come fruitrici, ma come persone che dettano, dicono come devono essere gli spazi. Per esempio, facciamo un esempio, parlavamo prima di cinema. Se vado al cinema MySpace, ci sono soltanto 2 posti per persone in carrozzina. Quindi vuol dire che se si va in tre, ti dicono che non puoi entrare. Eppure le persone che usano la sedia a ruote oppure che hanno qualsiasi tipo di disabilità motoria sono più del 5% della popolazione. Però qua i posti sono lo 0,00 su quelli che ci sono. Oppure ci sono anche degli altri spazi, degli altri cinema. Questo purtroppo sta accadendo non soltanto nei cinema, ma anche durante i festival, in cui si dà già il posto prestabilito alle persone disabili e da cui tu da lì non puoi uscire. Si sono formati dei ghetti che io vi dico, sono anni che andavo proprio ai concerti, pensate ai concerti, no? Ci andavo da anni. Ed è dal 2015-2016 senza che ci sia tra l'altro una legge, perché c'è proprio un buco legislativo, ma dove adesso hanno iniziato gli organizzatori dei festival, dei concerti, ma anche dei cinema, perché non ci sono leggi, hanno iniziato loro a fare queste disposizioni. Hanno iniziato appunto a creare delle apartheid, dei recinti in cui chiudere all'interno le persone disabili. Quindi se sai la sedia a ruote, sai le stampelle, non hai più il diritto di poter girare per il festival come le altre persone, ma sei costretto a stare all'interno di questo recinto, insieme a persone che non conosci. Non puoi portare con te tua figlia, non puoi portare con te i tuoi figli, al massimo può venire un accompagnatore, perché li chiamano ancora così, come se avessimo il badante. E quindi se vuoi andare con tuo marito e tua figlia non puoi, devi rimanere lì da sola, perché o lasci la bambina minorenne o il bambino minorenne fuori, oppure tuo marito o il tuo compagno o la tua compagna, tua moglie va con la bambina, non puoi. Così come hanno anche tolto bastoni alle persone cieche e ipovedenti perché non potevano entrare all'interno di questo recinto che hanno creato con il bastone, perché era considerato un'arma. Surreale. E quindi queste sono le pratiche che sono fondamentali. Se ovviamente ci fossero le persone disabili che dicono no, questo non va bene perché state discriminando, state ghettizzando, state ricreando l'apartheid, non si creerebbe.
Quindi bisogna stare molto 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 attenti a queste derive. Adesso non voglio togliere troppo tempo, però, No, però questo che vi dico, quanto è importante mettere al centro le persone e farle parlare e mettere all'interno delle organizzazioni quando si vuole creare qualcosa e non successivamente. Quindi che l'accessibilità non deve essere messa a posteriori, deve essere creata mentre si crea qualcosa, mentre si sta creando, non un'aggiunta dopo, ma il tutt'uno, e nel tutt'uno all'interno dell'organizzazione, della programmazione, devono esserci le persone disabili, così come devono esserci le persone trans, devono esserci le persone queer, devono esserci le persone razzializzate, devono essere all'interno di chi sta creando e organizzando, non come semplici destinatari di un determinato trattamento. il tuo discorso mi ha fatto venire in mente una condivisione che ora chiederò a Graziella. Ho sbagliato a pronunciare il tuo cognome, Bildesheim, l'ho detto, invece è Bildesheim, scusatemi. Bildesheim, ti chiederò di condividere un'osservazione che io introduco così. Ci sono tantissime categorie di persone, lavoratrici, lavoratori, persone in generale, che anche di fronte a situazioni sociali non favorevoli hanno però la fortuna o l'abilità di fare rete. Ci sono altre condizioni che portano le persone a vivere in isolamento e a non fare rete con i propri pari, le proprie pari, e questo le rende più vulnerabili. E tu mi raccontavi di come questo accada fortemente nel mondo dell'industria cinematografica e dell'audiovisivo, perché i produttori e le produttrici hanno tantissimi eventi in cui si incontrano, fanno fronte comune, mentre tutte le altre professioni del cinema non hanno questo tipo di momenti, ed è un punto su cui voi state lavorando. Ti chiedo di raccontarci meglio questo aspetto. Guarda, se mi permetti, vorrei anche io tornare un momento a una questione, sì, industriale se vuoi, no? Perché tu dicevi giustamente che il 40% dei produttori sono donne, ma il discorso è che il 40% delle produttrici riguardo a, non so, direttori della fotografia, scendiamo al 10%. Le musiciste scendiamo all'11%. No? Tradizionalmente i mestieri femminili sono la costumista, la montatrice, no? In cui gli uomini sono, diciamo, in discreta minoranza. Ci siamo chiesti, ma questa disparità avviene già nelle scuole di cinema, per esempio? L'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo ha fatto un'analisi in tutta Europa. E non è un problema di scuole di cinema, perché l'accesso è aperto. Quindi le donne entrano nelle scuole di cinema, il 44% delle laureate, diciamo, dei laureati nelle scuole di cinema in tutta Europa è di sesso femminile, dal 44% si scende a queste cifre drammatiche. Quindi che succede? Il problema è nel sistema, non nella scuola. No? Non è che l'accesso venga impedito, viene impedito dal sistema. Le donne registe coinvolgono più donne e quindi quando c'è un film prodotto, no? A volte anche da una donna produttrice con una donna regista, si vede molto più spesso salire il numero della troupe al femminile, diciamo. Normalmente vengono privilegiati gli uomini. Perché? Perché c'è un sistema che si replica, no? E in questo io non so se posso già fare il salto, perché abbiamo parlato del sistema che si replica e parliamo di industrializzazione, parliamo di società, parliamo di oggi, che cosa sta succedendo nel mondo reale oggi. Tutti conosciamo, perché ormai sta diventando parte del nostro uso quotidiano, conosciamo l'intelligenza artificiale. Ne parliamo, la condanniamo perché per carità, no, si sostituisce al cervello, alla nostra sensibilità, alla nostra immaginazione, alla nostra creatività. Adesso
è stata inventata l'intelligenza artificiale generativa, quindi crea non soltanto, no, pesca in tutto lo scibile umano e ti propone delle traduzioni piuttosto che le sintesi, piuttosto che le cose che tu chiedi ordinariamente, no? Crea. Per creare qualcosa l'intelligenza artificiale si basa su modelli precostituiti, perché si basa su quello che trova in rete, no? E che cosa trova in rete? Trova quello che c'è, e quindi nel caso specifico del cinema trova un cinema maschile, no? Perché dal 1927, e qua sto facendo insomma questo salto che ti dico perché poi noi come EUA cominceremo a lavorare adesso su un progetto che chiameremo 1927, perché nel 1927 ci fu il salto dal cinema muto al cinema sonoro. Quindi il salto dal cinema creativo, il cinema che poteva essere fatto, no, diciamo con pochi mezzi industriali e dove le donne erano molto presenti, si fece il salto al cinema industriale. E nel cinema industriale le donne furono escluse completamente. Porto degli esempi adesso, non so, forse un nome poco noto, pur essendo veramente una figura straordinaria in Italia. La prima regista donna italiana, Elvira Notari. Se vi capita di sentire sentirne parlare o di vedere un documentario su di lei che è stato prodotto l'anno scorso, fatelo perché è una figura veramente straordinaria. Prima donna regista, venne allontanata, cioè era napoletana e faceva un cinema popolare colto napoletano, no? Quasi una pre-cinema, non neorealismo, un pre-neorealismo. E fu completamente mandata fuori, insomma, dal fascismo, quindi l'avvento del fascismo nel 1920, lei dovette smettere di lavorare, andò in America, un'imprenditrice visionaria, no? Aprì una società di produzione in America, continuò a fare film in America fino al 1927. Avvento del cinema sonoro, venne allontanata perché le grandi società, le major, gli studios, insomma, crebbero, no, con una gestione prettamente maschile. Quindi noi come EUA andremo ad indagare come funziona l'alimentazione dell'intelligenza artificiale generativa, come possiamo noi come movimento femminista, no, relativo appunto al cinema, all'audiovisivo, come possiamo in questo momento incidere, perché in Europa, perché, no, le leggi che poi regolano appunto sia il finanziamento che in generale le politiche sull'audiovisivo, insomma, si rendano conto di questa che è una problematica, no? E che altro volevo dire? Una cosa brevissima nel fare comunità. Non stiamo parlando di giovani, no? I giovani sono esclusi tanto quanto gli altri, se non di più, in questo momento. Io mi rendo conto perché abbiamo una generazione molto sensibile, molto particolare rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino a questo momento. Ci sono tanti giovani che sì, che si esprimono, che si aprono, che viaggiano, facendo degli sforzi bestiali, ma tanti giovani che si rinchiudono e che hanno bisogno di essere inclusi nei nostri dibattiti. Io credo che questa sia una cosa importantissima. Parlavo prima del mentoring, per esempio. I programmi di mentoring stanno diventando vecchi. Si parla adesso di reverse mentoring, cioè di portare i giovani nelle aziende per insegnare alle persone più anziane, cioè ai dirigenti, come approcciare per esempio il mondo dell'informatica, come parlare, no, sui social, come comunicare efficacemente in un modo che qualcuno ti ascolti, che è quello che c'è adesso fuori di qui, no? E i giovani hanno una potenzialità straordinaria che non viene ascoltata, quindi io insisto anche su questo, insomma, poi ovviamente per me sono donne giovani ancora di più, insomma, per te saranno, no, le trans giovani, insomma, però ognuno ha all'interno delle proprie categorie, insomma, io vorrei nel modo più ampio possibile, non inclusivo appunto, parlare anche della categoria dei giovani come una da ascoltare. Ammetto che allora come Cinema Zero noi abbiamo uno Young Club, però anche lo Young Club sta diventando adulto, perché hanno iniziato quando erano molto giovani, adesso sono diventati più grandi, sono diventate più grandi.
Oggi è un appuntamento un po' particolare perché l'invito l'abbiamo mandato a chi siede effettivamente dentro a delle istituzioni, a una posizione di potere per decidere come cambiare dall'interno. E è vero, i giovani e le giovani sono escluse per gran parte da posizioni decisionali, non siedono nei consigli direttivi delle istituzioni, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo sicuramente lavorare, per questa idea di inclusione e accessibilità, di città ampia con le porte aperte. Chiedo a te Jennifer e poi a te Roberta i due, chiamiamoli case studies che dobbiamo analizzare per poter fare un buon lavoro qui a Pordenone, 2 punti di riferimento, delle buone idee da copiare. Allora, visto che appunto, come diceva Sofia prima, per cambiare le cose è importante che ci sia il punto di vista delle persone che sono interessate al cambiamento in prima persona. Una buona pratica che secondo me è anche molto accessibile per chiunque voglia creare degli spazi culturali, degli eventi culturali. Ad esempio, per la questione di genere esiste un database che si chiama 100 Esperte, che è un database che ha l'obiettivo di combattere questa piaga sociale che sono i manel, cioè i panel composti esclusivamente da uomini. Io ricordo ancora, questo è diventato un po' un meme, no? Di internet, quando questa puntata di Porta a Porta in cui si parlava dell'aborto con 5 uomini. Questo è diventato paradigmatico e questo è un fenomeno estremamente diffuso, proprio perché come si diceva prima, il potere, lo sguardo dominante si riproduce e soprattutto negli eventi e anche nel giornalismo questo accade moltissimo. Ci sono dei dati molto interessanti, ad esempio sul ruolo che le donne svolgono nelle notizie. Sono pochissimo oggetto di notizia, quasi sempre sono vittime di violenze, raccontate come vittime di violenze e quasi mai come esperte. Sono chiamate in causa come voce del popolo, ma pochissimo come esperte. E quindi di solito di fronte al Manel, quando si fa notare, no? Ma perché in questo festival parlano solo uomini? Perché in questa puntata di Porta a Porta ci sono solo uomini? La scusa è sempre: non abbiamo trovato una donna che si occupa di questo argomento molto specifico, anche se poi in realtà magari deve solo parlare di una cosa di cui sarebbero capaci di parlare molte più persone. E quindi questo database di esperte è la risposta e diciamo la dimostrazione che non ci sono scuse. È vero che in certi settori le donne sono sottorappresentate, prima si parlava ad esempio di intelligenza artificiale, questo è un problema gigantesco che dobbiamo risolvere al più presto, proprio perché già ora le donne sono sottorappresentate nel settore tecnologico e in particolare in quello che si occupa di AI, senza parlare poi di tutti i problemi di rappresentazione, bias, eccetera. E appunto questo è una soluzione semplice, a costo zero, con un bassissimo impegno e una bassissima richiesta di energie, nel senso che si va su questo database che è diviso per settori, quindi c'è scienza, tecnologia, economia, cultura, eccetera, e c'è questo lunghissimo elenco di esperte con i contatti che si possono contattare, e questo è diciamo una soluzione molto semplice per risolvere concretamente un problema che è molto molto più diffuso di quanto pensiamo, proprio perché non ci si pensa mentre lo si fa, perché il potere si riproduce sempre uguale e perché mancano le persone che lo fanno notare, e spesso lo si nota quando è troppo tardi. Mi prendo l'impegno di segnalare il database a tutti i capofila dei vari progetti della capitale, in modo tale che quando avranno bisogno di invitare degli esperti o delle esperte sappiano anche che possono aumentare la percentuale di donne esperte a cui rivolgersi. E la tua buona pratica?
Perché dici no? No. Allora, dipende, buona pratica fatta da chi. Se parliamo di amministrazione, io ti dico, ci sono tante amministrazioni in Italia che si stanno dotando della carriera alias. Non so chi è che sa che cos'è la carriera alias. E la carriera alias, quindi qualcuno lo sa, è uno strumento amministrativo che consente alle persone appunto trans, gender variant, gender creative di adottare il nome elettivo all'interno della cornice amministrativa anche quando è difforme rispetto al nome sui documenti. Quindi voi non sapete cosa c'è scritto sui miei documenti, però l'amministrazione si può dotare di questo strumento qua, uno strumento amministrativo, insomma un registro con il nome elettivo dove io posso chiamarmi Roberta anche eventualmente se il mio documento non fosse stato rettificato nel genere e quindi magari riportasse un altro nome. Questa, diciamo, è una cosa molto pragmatica, però perché, e poi passo a un altro piano di questione. Perché lo dico? Perché magari poi non c'è nessuna persona che usufruisce o i bagni senza, non divisi per genere. Sono queste cose qua, no? L'amministrazione lo possono fare, lo stanno già facendo e quindi si può fare, no? Non è vero che non si può fare. La Corte Costituzionale tra l'altro ha rivendicato queste scelte con la sentenza 143 del luglio del 2024 come scelte funzionali per avere un contesto più accogliente, più inclusivo. E magari poi nessuna persona si adotterà la carriera alias e chiederà di implementarla. Poi se vi interessa sapere come funziona, ci sono un sacco, su internet la trovate, non è che si sta parlando di carriera alias. Qual è però il concetto? Che se io mi doto di questo strumento, sto mandando un segnale, sto dicendo guardate, in questa amministrazione si tiene in conto anche l'esistenza di queste persone qua e magari nessuna persona davvero attraverserà quello spazio e chiederà di dotarsi di una o di attivare per se stessa la carriera alias, ma saprà di essere in un contesto che questo pensiero ce l'ha e quindi c'è qualcuno, se tu subisci o sei vittima di un clima tossico, un clima oppressivo, un clima che da un punto di vista del rispetto, ecco, della dignità della persona, dell'identità della persona non va bene, tu sai di non essere in un'amministrazione che è cieca a queste cose qua, ma che ha delle sensibilità, ed è importante perché quando vediamo che alcuni spazi non sono, in alcuni spazi non ci sono determinate categorie di persone, in qualche caso forse storicamente perché magari è mancato la competenza, oggi poi questa cosa non si può più dire, però magari inizialmente poteva essere così, le persone trans inizialmente magari non accedevano alla scuola, non accedevano alle professioni diurne, tra virgolette, perché facevano soprattutto lavoro sessuale, ma oggi che invece è diffuso lo stesso livello, lo stesso tipo di consapevolezza e di possibilità astratta di attraversare alcuni ambienti, quelli dell'istruzione e quelli lavorativi, le persone comunque non ci vanno perché sentono che quell'ambiente è ostile, allora c'è un abbandono scolastico gigantesco, perché se io so che esiste la carriera alias eppure il mio istituto non se ne vuole dotare, allora io forse lì non mi sento tanto compresa. Se io so che un sacco di amministrazioni, quella di Bologna ad esempio è stata insieme a quella di Milano una delle prime, si dotano di carriera alias, questa cosa va nei giornali, quindi si sa, esiste, la mia amministrazione continua imperterrita a non farlo, io non lo farò neanche la domanda, non farò neanche il colloquio e quindi siamo al cospetto di situazioni dove c'è un po' una barriera all'accesso. Sì, discriminatori, ma io non arrivo neanche a essere discriminata, proprio non ci vado neanche a affrontare quel tema lì. Poi davvero mi zitto, e questo sul piano istituzionale, tra virgolette amministrativo. Sul piano di come si fanno gli eventi, si organizzano le cose, ma lo diceva un po' Sofia, l'abbiamo detto un po' tutte in realtà, organizzarlo insieme a quelle comunità che noi sentiamo non essere tanto rappresentate e noi le vorremmo rappresentare. Allora io mi alzo in piedi e qui vedo che siamo tutte bianche. Siamo tutte bianche. Perché non ci sono persone nere a Pordenone? Credo ci siano persone nere a Pordenone, penso ci siano persone nere a Pordenone. Allora se io mi accorgo di questa cosa qua, non farò un evento dove 4 persone bianche parlano di come
come fare la rappresentazione delle persone nere, ma quando vado a costruire l'evento sento le associazioni locali, le realtà locali, dico che cosa vi va di fare, come mai non avete sentito questo spazio accessibile, quindi l'altra volta come lo possiamo fare insieme questa cosa qua? La costruzione insieme, anziché ecco, calarceli dopo gli eventi magari, che va bene, è ottimo, cioè, però è un punto di partenza, la prossima volta noi lo costruiamo insieme. Allora io mi chiedo, la comunità queer locale è stata in qualche modo coinvolta nella co-costruzione del festival? La comunità delle persone nere, delle persone a background migratorio, delle persone disabili, le persone neurodivergenti, non lo so, possiamo andare avanti all'infinito perché l'accessibilità è un viaggio senza arrivo. C'è sempre, e l'auspicio è che io costruisca sempre un evento dicendo l'anno scorso non eravamo accessibili quanto quest'anno e l'anno prossimo saremo più accessibili di quest'anno, quindi è un viaggio che non finisce mai, però intanto costruirlo insieme alle comunità che io percepisco non essere presenti, perché c'è un problema se le persone nere oggi non sono venute. Tu mi dicevi, perché abbiamo coinvolto le persone con potere, quindi le persone... No, io... Cioè, poi torno indietro sulla carriera alias, però è un dato reale che a Pordenone, nelle maggiori istituzioni culturali, non ci sono tra le persone nelle posizioni, diciamo, apicali, decisionali, non ci sono persone nere. Abbiamo poi l'Ordine dei giornalisti che è qui, che sta seguendo questa attività, e effettivamente non so quale sia la percentuale di giornalisti e giornaliste nere a Pordenone. Parlando invece delle carriere alias, vi voglio di nuovo condividere degli aneddoti molto concreti. Le carriere alias nelle scuole di Pordenone ci sono, però noi istituzioni culturali tante volte facciamo delle attività. Questa non era un'attività di Cinema Zero, ma un'attività che Cinema Zero ha ospitato qui in Mediateca e poi a Spazio Zero. Si è ospitato un Erasmus Plus sul giornalismo giovanile. Sono arrivati 24 aspiranti, giornalisti e giornaliste, e una di queste persone, quando si è candidata per essere selezionata, ha dovuto compilare un formulario in cui noi eravamo obbligati a chiedere il nome, il cognome di nascita, i dati anagrafici, perché poi dobbiamo consegnare tutta una serie di documenti all'Unione Europea che devono corrispondere al documento della persona. E abbiamo dovuto obbligare in realtà questa persona, poi che sarebbe venuta a Pordenone a fare questa esperienza, a doverci scrivere per spiegare cose anche personali della sua vita che non avrebbe dovuto se noi avessimo fatto il formulario in un modo più ampio, semplicemente. E che poi è un modo che permette anche a me, che magari ufficialmente ho un certo nome e cognome, ma che adesso voglio includere nel mio nome e cognome senza aver ancora cambiato il cognome, anche il cognome di mia madre, di potermi far chiamare in un altro modo. Quindi nessuno ha nulla da perderci e stupidamente non ci si è pensato nel momento in cui si è fatto un formulario, quindi benissimo le amministrazioni, ma anche noi istituzioni culturali possiamo tenerne conto di tutte di questi consigli. E per questo nell'ultimo giro, prima delle vostre domande, vi chiedo di dirci qual è un errore che possiamo riuscire a evitare in questo inizio di percorso, oltre a non includere il più possibile, aggiungendo ogni volta che ci rendiamo conto che stiamo escludendo qualcuno, una nuova interlocutrice. Che cos'altro rischiamo di sbagliare? Ma allora, talmente tante cose che è difficile inanellarne tutte, però su quella scia lì in realtà l'unica risposta che posso sentirmi di dare, e l'abbiamo già detta e declinata varie volte, è: intanto sentiamo le persone a cui ci rivolgiamo, che vogliamo coinvolgere e che vogliamo sentire parte del percorso. Poi sbaglieremo, però l'abbiamo sbagliato lavorandoci insieme. È peggio sbagliare perché io ho voluto inventarmi un modo per includere le persone nere, io sono una persona bianca e con le persone nere non ci ho parlato. Evitiamo semplicemente di parlare sopra le persone anziché costruire le cose con le persone. Poi sbaglieremo, è matematico, è certo. Sbagliamo cercando di rifletterci soprattutto con chi non c'è, perché quelle persone lì, tra l'altro, se noi non costruiamo degli ambienti che vengono attraversati, quelle persone non avranno diritto di parola, non parleranno.
E quindi noi, anche già il fatto di aver costruito insieme, magari sbagliando, però è già un modo per dire a te, io voglio che la mia parola sia accanto alla persona che magari fino all'altro ieri non ha potuto parlare perché non era prevista. Risposta difficile, non lo so, la domanda è difficile. Non saprei, io penso che si deve partire sempre dall'ascolto, no? Abbiamo parlato adesso di coinvolgere tutti i diversi, tra virgolette, no? E quindi le associazioni appunto dei trans, dei neri, è una cosa che, no, di cui parlavamo ieri sera a cena io e te, insomma, parlare di diversità, che cosa significa, no? Parlare di... mi sono ieri aperta, lo faccio anche davanti a voi, insomma, senza problemi, perché Sara me l'ha chiesto e perché non è un problema, insomma. Il fatto che, come vi dicevo all'inizio, un nome italiano, un cognome straniero, sono nata in Italia da genitori stranieri, mio padre era tedesco, mia madre argentina, entrambi bianchi, entrambi, diciamo, di una categoria, vogliamo chiamarla, comunque entrambi laureati. Mio padre è venuto in Italia per lavorare alla FAO, che è la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite a Roma, ha fatto carriera come diplomatico. Come diplomatico non ha mai avuto bisogno del permesso di soggiorno, io sono nata a Roma e ho fatto le scuole straniere a Roma, l'italiano è la mia terza lingua perché parlavamo lo spagnolo a casa, l'inglese a scuola, insomma ho imparato l'italiano in seguito, con problemi non indifferenti poi di inserimento nella scuola secondaria italiana quando ho scelto, no, di frequentare il liceo. Quindi nel liceo poi, te lo dicevo ieri, ero l'unica figlia di separati, ero l'unica esonerata dalla classe di religione perché provengo da una famiglia ebraica. Quindi, no, dire sono diversa? Sì, sono completamente diversa. Eppure non avevo la cittadinanza italiana e l'ho acquisita perché ho una certa età, l'ho acquisita ai 21 anni perché quando io ero giovane, no, la maggiore età era ai 21 anni. Ho acquisito la cittadinanza argentina ai 18 anni quando mi è stata data la possibilità di optare per la cittadinanza argentina, cioè di richiederla. Fino ai 18 anni non ero nessuno, ero apolide, avevo un documento di viaggio che mi permetteva di viaggiare, un passaporto argentino dove era specificato che era un documento di viaggio, non potevo fare altro. E sono una privilegiata, perché mio padre era diplomatico, perché era una situazione... Però sono un'italiana di prima generazione, come ce ne sono, no? Tutti i ragazzi che nascono in Italia oggi, figli di immigrati da paesi no, in tutto il mondo, con delle storie anche drammatiche alle spalle, di fughe, di guerre, di tortura, insomma, con le quali, per carità, non mi voglio assolutamente, no, mettere a paragone. Però anche queste sono storie di cui dobbiamo tener conto, insomma, dobbiamo ascoltarle. E la diversità non è soltanto un'etichetta, perché appunto io mi sento diversa, pur essendo 100% italiana al giorno d'oggi, no? Lo sono da molti anni, ma non sono italiana come lo è mio marito che conosce le canzoni che cantavano a Sanremo o a Canzonissima o non so che quando lui era piccolo. Non l'ho mai sentite fino ai miei 15 anni, 20 anni. Non facevano parte della mia vita, no? Ho ascoltato altra musica. La cultura da che cosa è data? Dalle nostre radici, da quello che mangiamo a casa, dalla lingua che parliamo. Cioè io un piatto di pasta a casa non si faceva, perché non era nelle nostre tradizioni, no? Mangiavamo altro, insomma. E quindi io credo che anche in questo bisogna essere aperti. Cioè, parliamo giustamente di interpellare le associazioni, però l'apertura è generale, non è soltanto, no, perché sei nero, perché sei trans, o perché sei donna, o perché sei giovane. Ognuno di noi è portatore di una qualche diversità. E quindi in quel senso, insomma, parlo, no, un po' accuratamente di una situazione che credo che sia da non sottovalutare, insomma, perché rischiamo di rinchiudere tutti e rinchiuderci in piccoli ghetti, no? Beh, allora mi ricollego un po' alla tua storia perché quello che volevo dire era proprio il non dare niente per scontato, perché questa è una cosa che spesso è un errore un po' ingenuo e in buona fede, ma che ha delle ripercussioni.
Cioè, ad esempio anche, non so, penso alla disabilità, ci sono delle disabilità invisibili, ci sono delle condizioni invisibili, penso alla neurodivergenza ad esempio, che non è una cosa così magari sempre immediata o che si può vedere, soprattutto se magari una persona non la mette al centro della sua identità o della sua immagine pubblica, e quindi spesso poi nelle dinamiche anche di chi partecipa agli eventi come relatore, come partecipante attivo, insomma non solo come pubblico, questo dare per scontato poi ha delle conseguenze. Quindi quando noi adottiamo delle pratiche di diversità, di inclusione, di ampiezza, dobbiamo sempre, secondo me, pensare che valgono per tutte le persone, perché non sappiamo appunto quali condizioni, quali problematiche, quali ostacoli una persona ha in quel momento. Prima si diceva, no, a volte ci si rende conto di problemi di accessibilità quando ad esempio ci si rompe una gamba, e anche il fatto che il nostro ospite possa rompersi la gamba il giorno prima, spero che non accada a nessuno, però del nostro festival non deve rappresentare un problema perché si pone una condizione speciale inaspettata, ma dobbiamo avere un festival che sia pronto anche appunto a una rottura di gamba improvvisa. Questa è una metafora un po', mi rendo conto, un po' strana, però quello che voglio dire è proprio il fatto che noi non sappiamo esattamente le esigenze di ognuno, e secondo me la diversità non è concentrarsi sulla singola persona, sulle sue singole esigenze, ma mettere a disposizione delle condizioni in cui appunto tutti possano sentirsi partecipi e possano vivere ugualmente le opportunità che anche ad esempio un festival culturale offre, a prescindere dalla loro condizione, dalle eventuali difficoltà che possono avere in quel momento o possono avere anche per tutta la loro vita. Quindi non dare niente per scontato. Sofia, chiedo a te se c'è un errore che rischiamo di commettere e che possiamo evitare grazie a un consiglio saggio. Sì, sarò brevissima, che ho visto che il tempo Sì, è siamo fuori tiranno, tempo, come si sì. dice, e sarò anche abbastanza lapidaria, cioè chiamate le persone disabili a lavorare. Non ci sono migliori esperte delle persone disabili, e c'è, purtroppo la sto vedendo tantissimo e la sto sentendo e vivendo tantissimo per motivi legati a il modello caritatevole, legati anche al capitalismo, che si dà spesso per scontato che le persone disabili vengono a fare da esperte così a gratis, perché tanto hanno quei 5 minuti che così escono di casa perché gli fa piacere. No, assolutamente no. E ci sono persone disabili estremamente esperte riguardante tutto la tematica dell'accessibilità. Ci sono persone disabili che sono delle artiste, degli artisti incredibili, eppure io non li vedo mai. Le ho viste soltanto alle Paralimpiadi. Tra l'altro anche qua, Paralimpiadi, lasciamo perdere come è stata fatta l'organizzazione a livello del comune, visto che hanno già tolto tutte le rampe dedicate all'accessibilità in arena, le hanno fatte per le Paralimpiadi, 2 giorni tolto tutto, l'accessibilità completamente cancellata. Quindi sì, quello che dico è proprio di chiamare le persone disabili a lavorare, sia prima che anche dopo, perché non ci sono esperti migliori riguardante appunto la questione dell'accessibilità, di chiamare ovviamente le persone trans a lavorare. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto Roberta riguardante il fatto che anch'io vedo qua, vedo che siamo tutti bianchi, non c'è neanche una persona nera, e questo ci deve far riflettere tantissimo. E fare anche attenzione però che quando chiamiamo le persone, adesso faccio l'esempio delle persone disabili, ma questa è in generale, fare attenzione al tockenismo, cioè di non chiamare una persona disabile tanto per fare il disability washing, si chiama, quindi per lavarci la coscienza perché tanto ne abbiamo chiamata una e quindi va bene per tutte, perché le disabilità sono tantissime
tutti voi, anche adesso che vi vedo, andate incontro a una disabilità, a meno che non morirete giovani, e tantissime persone giovani sono disabili. Quindi non c'è la minoranza più grande esistente al mondo, è quella delle persone disabili, non c'è un lato dell'essere umano e dell'essere, anche gli animali sono disabili, molto spesso diventano disabili, perché siamo dei corpi incarnati, siamo delle menti incarnate. E appunto per questo le disabilità sono tantissime e non delegare anche soltanto a una persona tipo il token che faccia tipo disability manager che possa sapere tutto di tutti. No, è impossibile questa cosa qua e per questo è questo che voglio dire. E poi l'altra cosa, proprio perché parliamo di cultura e di festival, importantissimo è di non, cioè questo ve lo dico veramente col cuore, e col cuore ma anche per esperienza vissuta personale. Non allacciatevi a quello che stanno facendo adesso diversi festival, perché quello che stanno facendo spesso adesso è quello di perpetuare la ghettizzazione e l'apartheid. Andate a chiamare le persone disabili a lavorare, chiamatele come consulenti, che vi possono veramente dire come poter fare per organizzare un festival al meglio o un evento al meglio, affinché sia accessibile non soltanto adesso, ma poi per sempre, perché lo sia da adesso in poi. Non affidatevi a quello che vedete che stanno facendo adesso gli abilizzati o i non disabili, perché stanno facendo disastri. E quindi è quello che vi dico, chiamate le persone disabili esperte, chiamatene più di una, perché le disabilità sono tante a lavorare, così come chiamate le persone trans a lavorare, ovviamente, e le persone nere a lavorare. Questo è il consiglio che vi do. Grazie mille. Io ho preso nota di tutto quello che ci stiamo dicendo, l'incontro è registrato, per cui adesso, se avete ancora un attimo per restare con noi, vorrei raccogliere eventuali domande dal pubblico e questo diventa, diciamo, un primo semino per poter poi iniziare a ragionare veramente dentro il progetto che ci porterà intanto nel 2027, ma poi speriamo a ben altri traguardi. C'è qualcuno che vuole chiedere e sollevare qualche punto? Ti passo il microfono perché altrimenti non ti sentono. Allora, visto che lavoro nel mondo della scuola e ormai da 25 anni, 26, e le questioni trattate sono molto vive, cioè gli studenti sono ognuno diverso dall'altro, nessuno è catalogabile e c'è chi invece ha bisogno di assistenza per necessità sue più evidenti, quindi è seguito da colleghi di sostegno oppure comunque cioè più seguito di altri che, insomma, quindi noi siamo molto sensibili a queste tematiche. Il problema appunto può essere che noi non siamo preparati a affrontarle perché non siamo psicologi, non siamo fisioterapisti, non siamo nessuno, possiamo solo offrire la nostra umanità di insegnanti che cercano di capire e se c'è è di non per esempio fare gli errori di trattare, come è successo di vedere, non salutare uno studente in carrozzina mai e quando è fuori fargli la foto insieme perché fa bello la foto sul giornale e poi io parlo con lui e mi dice ma fa capire perché non parlava, ma con la faccia brutta, ma cosa voleva da me nella foto, quindi evitare di trattarli da persone senzienti, non da persone che insomma magari non capiscono, ci faccio come mi pare, insomma, se sensibili sempre, almeno. Quello che hai detto tu, il fatto che non siamo preparati a gestire le situazioni, è una intuizione che abbiamo avuto nel tentare di scrivere, insomma, il cronoprogramma del progetto. E l'intento è quello di riuscire ad attivare dei percorsi che, come vi dicevo, prima sensibilizzino. Nel nostro caso partiamo dal piccolo, dal festival, ma che poi diventino strumenti accessibili anche ad altre realtà, che diventino scalabili e replicabili in altri contesti, quindi poi con i nostri contatti, con i tentativi ed errori che faremo, permettere anche al mondo scuola, a anche settori diversi dal nostro, di poter sfruttare le esperienze che faremo. Qualcuno ha altre osservazioni, domande? Buonasera. Io volevo ringraziarti perché hai ricordato che questa sera è anche un corso di formazione per i giornalisti e quindi ben venga anche questa occasione di incontrarci
ma sono anche molto contenta che Jennifer Guerra abbia citato il progetto si sente? Delle 100 esperte, perché 100 esperte è un'idea di Giulia Giornaliste, nasce da loro, e Giulia Giornaliste è un'organizzazione alla quale appartengo, dove siamo circa 400 in Italia e stiamo lavorando tra le altre su il prossimo libro sarà proprio su come raccontare la disabilità. Certamente con tutti i nostri anche, voglio dire, forse non saremo perfette, il libro uscirà a brevissimo, e ho partecipato con una collega di Trieste e il mio intervento tra le altre riguarda la salute mentale, perché come giornalisti abbiamo un vademecum anche su questo tema, tra le altre, che è molto importante nel ricordare che proprio qui nella nostra regione c'è la Carta di Trieste che riguarda proprio questo argomento. E tra le altre ricordare che 100 esperte c'è anche, e anche qui in questo caso mi fa piacere partecipare a livello europeo, e quindi, come dire, più allarghiamo anche questa rete che ci permette di colmare affrontare alcuni problemi di disparità nella nostra società, io credo che questo sia determinante. Ecco. E quando avremo notizie del nostro libro, certamente avremo cura di farvelo avere. Grazie. Grazie mille. Ci sono altri interventi, suggerimenti? Sicure? Bene, allora io vi ringrazio per aver partecipato a questo primo incontro e spero che avremo presto notizie rispetto al progetto che abbiamo presentato in modo dettagliato a dicembre, così da aggiornarvi sui prossimi appuntamenti e per strutturare insieme questo percorso e ampliare il numero di realtà coinvolte. Volevo lasciarvi con un aneddoto, per questo stavo cercando un nome sul cellulare e purtroppo non l'ho trovato, ma ci tengo a raccontarvi questa storia perché l'anno scorso è venuto a mancare un giornalista e uno storico di Pordenone, Sigfrido Cescut, e sono andata al funerale, c'era tantissima gente, tantissima, quindi io non ero nella sala in cui venivano fatti i discorsi commemorativi. Prende la parola una studentessa di storia che ha lavorato tantissimo insieme a Sigfrido e che in questo momento è forse la depositaria più affidabile di tutte le ricostruzioni della storia partigiana della nostra zona. Una ragazza giovanissima, tra l'altro, veramente under 25 credo, ha appena iniziato il suo percorso come futura storica e fa un intervento commovente che io sento solo dall'audio, dalla sua voce, e mi stavo immaginando una ragazza bianca e poi la incontro e vi posso dire che la persona più competente, giovane, di storia dei partigiani e delle partigiane a Pordenone dopo la morte di Sigfrido Cescut è una studentessa di storia nera. Volevo citarvi il suo nome, sto cercando di ricostruire chi è questa ragazza e sicuramente ve lo farò sapere. È stato, capite, il mio bias stupidamente mi portava a perpetrare questa visione per la quale la cultura a Pordenone ha un unico colore della pelle, e volevo raccontarvi questa cosa perché mi ha veramente colpito la mia limitatezza mentale, ecco. Se non ci sono altri interventi vi chiedo di fare un applauso alle nostre esperte. Ringrazio anche la nostra interprete Elis. Un'ultima curiosità, ho notato prima quando stavi facendo le presentazioni delle nostre ospiti che il termine per indicare LGBTQ+ è un termine che nel linguaggio dei segni è bellissimo perché indica chiunque, sembra indicare tutto il mondo. Ce lo puoi far vedere?
direi che è più inclusivo di qualsiasi sigla possiamo immaginare con le parole. Grazie ancora, buona serata.